Arcigay sostiene la richiesta di un immobile per il consultorio. Il consultorio è orfano di uno spazio da ormai 2 anni, ma non si è fermato. Noi come Arcigay ne abbiamo le prove perché abbiamo ospitato una parte delle attività del consultorio, in particolare le consulenze psicologiche, sono solo una delle tante attività del consultorio. Io penso che il fatto che stamattina così tante associazioni, oltre la nostra, una parte così significativa della città di Catania sia qui a fare questa richiesta dell'affido di un immobile al consultorio sia la prova più bella del fatto che nonostante il tempo trascorso, i 2 anni in cui si è cercato di trovare una soluzione che non si è ancora voluta trovare, però il lavoro del consultorio non è stato dimenticato e viene percepito come necessario da parte della città e quindi credo sia arrivato il momento, crediamo come Arcigay sia arrivato il momento di dare una risposta. Ci sono tanti immobili in stato di abbandono a Catania, ce ne sono alcuni, quelli individuati dall'associazione Prendiamoci Cura e dalle volontarie del consultorio, che sono ancora recuperabili, non sono in uno stato di degrado totale e quindi non c'è tempo da perdere. Catania ha bisogno del consultorio, si dia la risposta che stamattina viene richiesta.